sono tutti i tele davanti. Россия будет свободна! 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 Buongiorno a tutti e a tutte, sono felice di ospitare un rappresentante del Comune di Roma. Abbiamo qui anche il nostro vice sindaco Cucinieri, il presidente Andrea Catacci, vi ringraziamo entrambi per la presenza. Siamo felici di ospitare questa giornata che non sfugge a nessuno, una giornata bella e importante anche alla luce di quello che sta avvenendo in Europa in queste settimane. Noi presentiamo, ospitiamo un documentario premiato a livello europeo e oppure censurato uno dei festival più importanti in Russia, perché è un documentario che dall'interno parla dell'esperienza nota in generale, poco nota poi se vista dall'interno del festival collettivo Patriottus, femminista, impegnato politicamente, che si è scontrato contro il muro della censura, ma anche dell'ortodossia religiosa e del nazionalismo russo e dell'autoritarismo di Putin, un paese che vuole rappresentarsi come democrazia, un paese in cui all'ordine del giorno sono le morti di giornalisti, la censura politica, la repressione culturale. Quindi noi ringraziamo Prudesca, Simone, Floriana, sicuramente per tutto che ci hanno dato questa occasione bella. Allora il merito di aver portato in Italia e di fare in modo che ci sia questa possibilità per il Comune di Roma, Russi contro Putin e la possibilità di però anche approfondire, che lo faremo per la giornata. Stasera saremo alla Casa del Cinema, perché il documentario vuole anche toccare altre sedi istituzionali ed ufficiali, e io colgo l'occasione per ringraziare anche quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, lo staff, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, ovviamente il Comune di Roma e il sindaco che hanno permesso anche la possibilità di fare questo evento, oltre al cerimoniale, in una delle sedi e delle sale più autorevoli del Campidoglio. Grazie.